Io voglio vedere fino in fondo il piano industriale, abbiamo condiviso questa azione di approfondimento con il Presidente che giustamente fin da ottobre chiedeva al tavolo nazionale. Electrolux è una partita troppo importante per essere spacchettata, per non guardare tutti gli stabilimenti con unitarietà, per non capire che non saranno un territorio in competizione con l'altro, piuttosto politiche mirate a un settore strategico quale quello dell'elettrodomestico e che ha bisogno ovviamente di politiche nazionali forti. Le regioni, la nostra, ha fatto tutto quello che poteva con gli strumenti che abbiamo. Ci sono due limiti, uno europeo che è quello degli aiuti di Stato nei confronti delle grandi aziende e l'altro è quello nazionale, per cui anche uno strumento importante, quello di Veneto Sviluppo, prevede una limitazione. Noi possiamo intervenire sulle PMI, non possiamo intervenire sulle grandi, ma oggi è un problema di filiere, di settore. Se va in crisi un'azienda industriale multinazionale come Electrolux, trascina con sé un indotto impressionante in termini numerici e noi dobbiamo occuparci di tutto.